Sui treni sostanzialmente abbiamo fuori, io vi dico il 95% dei treni, perché qualche corsa ad esempio sulla Calalzo Ponte nelle Alpi non è stata ristabilita per mancanza di utenza, però ci sono alcune linee dove abbiamo il 100%. Anche quelle segnalazioni che sono arrivate da alcuni pendolari, soprattutto quelli che lavorano a Venezia per il rientro a casa nelle ore serali, i treni, vi avevamo già comunicato, bene o male vengono ripristinati, sia quelli di competenza della Regione sia quelli di competenza dello Stato, perché vi ricordo che sul Brennero-Bologna e sul Venezia-Trieste ci sono dei treni che sono di competenza dello Stato, sono pagati dallo Stato. Per quanto riguarda gli autobus, le aziende ovviamente sono in difficoltà, ma varrebbe la stessa cosa per Trenitalia, perché erogare un servizio, far rientrare dalla cassa integrazione il personale, mettere fuori gli autobus vogliono dire costi, e ricordo che nel decreto rilancio siamo ancora fermi ai 500 milioni di cui il Veneto godrà del 10% e la metà di questi soldi andranno nel rimborso degli abbonamenti, che per me è fondamentale ribadire, perché ancora arrivano mail di persone che chiedono, soprattutto genitori che chiedono se gli abbonamenti dove ovviamente il servizio non è stato usufruito per la chiusura delle scuole verranno rimborsati, chiusura scuole, chiusura aziende eccetera, gli abbonamenti verranno rimborsati. Stiamo definendo i criteri, perché a livello nazionale li stanno definendo, però diciamo che ieri è stato convocato il tavolo dei trasporti con le aziende dei trasporti, Lupi e Lanci, e si è valutato sostanzialmente che l'ipotesi più diciamo meno burocrate, a settembre, quando i genitori andranno a rinnovare l'abbonamento dei figli, rinnoveranno l'abbonamento annuale pagando sostanzialmente le mensilità meno quelle che non hanno usufruito. Questo nel rimborso degli abbonamenti toglie dall'istruttoria sostanzialmente l'85% del problema, perché è inutile che andiamo a complicare le cose.